Buongiorno, ben ritrovati con un nuovo appuntamento informativo di Telefriuli. Apriamo con la cronaca. Perde il controllo dell'auto che si schianta contro il guardrail e poi sfugge, caccia il conducente della macchina all'interno della quale c'erano due ragazze che sono rimaste ferite in maniera grave, che poi ieri sera ha causato un incidente in A4 nel quale sono rimaste coinvolte complessivamente 10 auto. Il servizio. Ancora un incidente in A4, il bilancio del sinistro è avvenuto ieri sera alle 20:30 nel tratto compreso tra San Giorgio di Nogaro e Latisana in direzione Venezia e di 10 persone ferite, 2 in maniera seria. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale di Gorizia che sta conducendo anche un'attività investigativa per individuare il conducente della Lancia Y che dopo il violento impatto col guardrail si è dileguato lasciando sole all'interno della macchina ridotta in un ammasso di lamiere due giovani entrambe residenti a Roma. Una dopo essere stata intubata è stata ritrasportata in gravi condizioni all'ospedale di Udine, l'altra è stata invece condotta in codice giallo con l'ambulanza all'ospedale di Latisana. L'auto, dopo aver sbandato verso sinistra, ha impattato col guardrail. Nella dinamica, a causa dei numerosi pezzi di carrozzeria che sono finiti sulla sede stradale, sono rimaste coinvolte altre 10 macchine. I feriti sono stati assistiti sul posto da personale sanitario inviato dalla Sores, nessuno versa in gravi condizioni. Attivati dagli infermieri della sala operativa Sores, anche i vigili del fuoco per quanto di competenza. Se l'è cavata con qualche contusione il 25enne triestino che la scorsa notte si è schiantato con la propria auto contro la roccia della Galleria Naturale lungo la strada costiera di Trieste all'altezza dell'abitato di Duino. Può dirsi fortunato viste le condizioni in cui è ridotta la Fiat Punto a bordo della quale il 25enne stava viaggiando. L'incidente è avvenuto attorno all'una per cause che saranno determinate dai carabinieri del radiomobile di Aurisina. Non sono stati coinvolti altri mezzi, il giovane è stato estratto dall'auto dai vigili del fuoco e insieme al personale sanitario inviato dalla Sores è stato poi portato per accertamenti all'ospedale Catinara di Trieste. Voleva raggiungere Londra in aereo con documenti contraffatti, ma non è mai partito, anzi è finito in manette. Protagonista della vicenda, un cittadino afghano di 35 anni, il 16 dicembre in procinto di salire su un volo diretto a Londra dal Trieste Airport, ha esibito agli agenti addetti ai controlli di frontiera un documento del Lussemburgo che agli occhi esperti degli agenti stessi è risultato essere contraffatto. Il 35enne è stato così arrestato e portato al carcere di Gorizia a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sono in corso accertamenti da parte della polizia per stabilire l'origine del documento contraffatto. Avere un personale formato significa disporre di amministrazioni più efficaci ed efficienti che riescono ad affrontare le sfide del futuro. Lo ha detto l'assessore regionale alle autonomie locali Pierpaolo Roberti, commentando il via libera della Giunta regionale al piano formativo per il 2023 a favore degli enti locali del Friuli Venezia Giulia. Assessore Roberti, approvati dalla Giunta i piani di formazione per il 2023 per il personale amministrativo del comparto unico. Sì, anche quest'anno in legge di stabilità abbiamo stanziato delle risorse considerevoli per quanto riguarda la formazione ad ANCI, quindi tramite il suo braccio operativo che è Compa, la Fondazione Compa, che si occupa di tutto quella che è la formazione e il supporto ai comuni del comparto unico del Friuli Venezia Giulia. E oggi in Giunta è stato approvato appunto quel piano formativo che prevede la formazione su tutti gli ambiti di interesse degli enti comunali, un programma di formazione che oltretutto viene aggiornato nel corso dell'annualità per seguire quelle che sono le esigenze degli enti locali. Avere un personale nel nostro comparto formato significa avere degli enti locali più efficienti che riescano a affrontare le sfide del futuro ed in particolare in un periodo storico come questo è particolarmente importante visto che le ingenti risorse che sono state assegnate ai comuni sia da parte della Regione sia dallo Stato ma soprattutto le risorse del PNRR ci mettono davanti a una sfida decisiva per il futuro del Friuli Venezia Giulia. Avere del personale sempre pronto, formato, capace di cogliere queste sfide è un'opportunità per tutto il territorio regionale. Sulla autostrada A23 Udine-Tarvisio da mezzanotte alle 6 di domani, ovvero mercoledì 28 dicembre, sarà chiusa la stazione di Pontebba in entrata verso Tarvisio per consentire attività di ispezione dello svincolo. In alternativa i veicoli, come ci segnala appunto la concessionaria autostradale, i veicoli leggeri diretti verso il confine di Stato dovranno percorrere la strada statale 13 Pontebbana verso l'Austria, attraversare il centro abitato di Tarvisio e immettersi sulla A23 attraverso lo svincolo di Tarvisio Nord. I veicoli pesanti diretti verso il confine di Stato dovranno sostare obbligatoriamente presso l'autoporto doganale di Pontebba, localizzato
località San Leopoldo fino alla riapertura della stazione di Pontebba. L'Harlem Gospel Choir, il coro gospel più famoso d'America, è tornato ad esibirsi a Udine in occasione delle festività natalizie. 2 le date nel capoluogo friulano, entrambe da tutto esaurito. Estratto note sulla duplice serata con teatro super affollato del Giovanni da Udine per i concerti natalizi degli Harlem Gospel Choir, il più famoso coro di canto popolare di ispirazione religiosa americana, fondato nel 1986 da Allen Bailey per le celebrazioni in onore di Martin Luther King. Formato dalle più raffinate voci e dai migliori musicisti delle chiese nere di Harlem e New York, il complesso è accreditato fra i più celebri in tutto il mondo per voci calde e ritmi soul pop che da oltre 30 anni di luminosa carriera entusiasma star internazionali della musica, famiglie reali e la Casa Bianca. È il 6º anno che questo complesso ritorna al teatrone udinese sempre affollato per uno show coinvolgente che risveglia gioia e spensieratezza a condividere con il pubblico lo spirito più autentico del Natale, gioia ed amore fraterno che vanno oltre l'enclave religioso. A prevalere è infatti il divertimento con ondeggiamenti del corpo e ritmi del battito delle mani degli stessi coristi che esortano il pubblico a fare altrettanto. Da sempre l'Harlem Gospel Choir ha cercato di oltrepassare barriere culturali unendo nazioni e condividendo attraverso la propria musica il messaggio di amore, pace ed armonia con migliaia di persone di nazioni e culture diverse. È anche l'unico coro gospel al mondo ad essersi esibito per 2 papi, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, 2 presidenti degli Stati Uniti d'America, Carter ed Obama, la famiglia reale, Nelson Mandela ed in altri eventi di rilievo, fra i quali collaborazione con star mondiali. L'Italia è uno dei paesi più amati da questo coro, con pubblico che ogni anno riempie i teatri per i suoi concerti, compresi i 3 in programma quest'anno per il Friuli Venezia Giulia. Lo scorso anno è stato molto apprezzato anche sul palco del Festival di Sanremo in occasione della vincente collaborazione con Achille Lauro. Dalla cultura alla musica andiamo allo sport. Sappada attende l'arrivo della Fiamma, iconico simbolo di pace e dei valori sportivi della 16ª edizione dei sport invernali su neve e ghiaccio di EIOF 2023 Friuli Venezia Giulia. Questo pomeriggio alle 17:30 in piazza Palù si terrà la suggestiva cerimonia di accensione del bracciere a cui parteciperanno le istituzioni locali e rappresentanti del movimento sportivo del territorio, tra cui alcuni grandi campioni degli sport invernali. A Sappada, regno dello sci nordico, si svolgeranno tutte le gare dello sci di fondo con l'arrivo di centinaia di giovani atleti provenienti da ben 47 paesi. A EIOF 2023, l'evento multisport dedicato ai giovani dei 14 e 18 anni, sono attesi 2.300 partecipanti, di cui 1.300 atleti che gareggeranno sulle 109 competizioni sportive in calendario dal 21 al 28 gennaio. 12 sono le località coinvolte tra Friuli Venezia Giulia, Austria e la vicina Slovenia. Nella A2 di volley femminile c'era grande attesa per il derby friulano tra Itas Martignacco e CDA Talmassons. Sotto gli occhi di 1500 tifosi al Palacarnera, la squadra di coach Barbieri ha avuto la meglio vincendo per 1-3 il servizio. La CDA Talmassons si è aggiudicata il derby con l'Itas Martignacco imponendosi per 1-3 al Carnera nella sfida di Santo Stefano. In una splendida cornice di pubblico con ben 1500 tifosi sugli spalti, la squadra di coach Barbieri ha confermato di essere un team di alta classifica, imponendosi nei primi 2 set, concedendo alle avversarie il terzo set e lottando punto su punto per chiudere la partita nell'ultima frazione. La gara è stata da subito molto combattuta con le ragazze di Talmassons che nei primi 2 set sono state impeccabili, 21-25 e 19-25 i parziali delle prime 2 frazioni. Più equilibrio all'inizio del terzo parziale con scambi di attacchi che sono valsi il 4-4 nei primi minuti. Le padrone di casa hanno però fatto valere il muro che ha respinto i ripetuti attacchi della CDA che nel finale con 2 attacchi out ha ceduto 25-18. Nel quarto set la CDA è riuscita a riprendere il match chiudendo la gara non senza difficoltà con un 23-25 che ha fissato l'1-3 finale. A fine gara coach Barbieri ha ammesso che è stata una partita dai 2 volti. Per i primi 2
2-7 abbiamo giocato una partita di altissimo livello dove tutto funzionava a meraviglia. Dal terzo siamo andati un po' in confusione, calando anche fisicamente, e questo ha fatto sì che loro potessero rientrare e prendere il loro ritmo. Poi è stata la partita del cuore, tante azioni e scambi infiniti che riesce a portarsi a casa chi ha coraggio e determinazione. È tutto, l'informazione di Telefriuli termina qui, ma non cambiate canale perché tra qualche istante torneremo con a voi la linea. A tra pochissimo.